averne tante. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Va ora in onda Filo Diretto. Buongiorno a tutti, benvenuti a questo speciale Filo Diretto, intervista col segretario della Lega, ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, che dovrebbe già essere in collegamento. Ci sei, ministro? Ci senti? Non sei ancora collegato, credo. Ministro, ci senti? Scusatemi, abbiamo un inghippo tecnico, quindi siamo all'opera ovviamente per ripararlo. Il ministro dovrebbe essere in linea. Io sono qui. Eccolo. Benvenuto, ministro. Io sono qui. Un saluto da Roma. Bentornato su Radio Libertà. Eccoci. Senti, allora, volevo iniziare, da quello che è successo ieri. Ieri noi l'abbiamo sintetizzato sul sito di Radio Libertà, che invito tutti gli ascoltatori sempre a guardare. Ieri è stato evidente che, come dire, qualunque persona critica a vario titolo, conservatore, sovranista, liberale, con l'andazzo europeo uscente, non poteva che dire Ursula not in my name, che è stato da subito, mi sembra, il posizionamento lineare e inscalfibile, no, della Lega, del gruppo dei patrioti, e alla fine è stato reso evidente ieri, ecco. Come la vedi Sì, tu? un grande accordo di potere, di spartizione di potere, di posti, di prebende, fondato sugli interessi economici, uno schiaffo alla democrazia, visto che gli elettori italiani, francesi, tedeschi e di tanti paesi europei hanno votato per un cambiamento, e c'è stato addirittura un peggioramento con sbilanciamento a sinistra, perché recupero, guarda Giovanni, le parole non di un politico o di un pericoloso sovranista o patriota, il presidente di Confindustria, il presidente Orsini, che non penso possa essere accusato di partigianeria, ha criticato questo programma che prevede 1.100 miliardi di nuove tasse nei prossimi 10 anni, nel nome del fanatismo pseudo green. Chi paga? Chi paga? Paga Ursula? Pagano le grandi aziende che l'hanno sostenuta? Pagano i singoli europarlamentari che l'hanno votata? 1.100 miliardi in 10 anni, con il rischio di avere le aziende italiane ed europee fuori mercato. Io ricordo sottovoce a chi ci ascolta che sta facendo 1000 sacrifici nel nome della causa ambientale, perché la raccolta differenziata, i comportamenti personali, la responsabilità aziendale. Io ricordo che l'anno scorso, 2023, è stato l'anno record storico mondiale di emissioni di CO2 nell'aria, perché è vero che l'Europa, Italia compresa, fra 1000 sacrifici, 1000 nuove tasse, 1000 nuovi vincoli burocratici, ha ridotto di 200 milioni di euro le tonnellate di CO2 emesse nell'aria. Nello stesso anno la Cina le ha aumentate di 460, quindi più del doppio. È chiaro che si impongono, per scelta a questo punto voluta, non disattenta, è una precisa strategia anti-europea, anti-italiana, anti-occidentale. Si mettono in ginocchio le aziende e le famiglie italiane. Ricordiamo, vorrò capire quelli che festeggiano la rielezione della sciagurata commissione, la direttiva Case Green va avanti? Cioè gli italiani dovranno trovare mediamente 50.000 euro a testa per sistemare casa loro nel nome del green? L'obbligo di comprare solo auto elettriche dal 1° gennaio 2035 è confermato, mettendo fuori mercato le industrie italiane ed europee? Ecco,
Quella di ieri sicuramente è una giornata economicamente, democraticamente negativa, e poi qualcuno si stupisce se molta gente dice votare o non votare è lo stesso. No, io ribadisco che votare e non votare non è lo stesso, e sta crescendo un'opposizione dentro e fuori dalle istituzioni, democratica e pacifica, che ribalterà alcune delle scelte di interesse e di potere che la von der Leyen ha ribadito ieri in aula, cercando di promettere tutto a tutti, ma non penso sia una commissione che andrà lontana. I numeri nei voti parlamentari, nei dibattiti parlamentari con la Lega e il gruppo dei Patrioti, che è il terzo gruppo a Strasburgo, potranno cambiare, e noi ce la metteremo tutta, un inizio che assolutamente è quanto di meno democratico e rispettoso della volontà popolare ci potesse essere. Giochini di potere, scambio di favori e scambio di poltrone. Tra l'altro all'interno di questi giochini di potere c'è stata, no, questa grande retorica sui giornaloni, eccetera, il cordone sanitario attorno alle destre, no? Sempre descritte come armate delle tenebre, no? Poi sono spesso i partiti più votati in paesi fondamentali dell'Europa. Sui conservatori Ursula, come dire, ha mezzo flirtato, invece il gruppo dei patrioti c'era sempre questo cordone sanitario. Ma da dove No, nasce questa neanche idea? sedersi a tavola, ma hanno il terrore di chi non è sul mercato. Perché la Lega, come i nostri alleati, come i francesi, come gli ungheresi, come gli austriaci, i fiamminghi, gli olandesi, gli spagnoli, non sono convincibili con promesse che non vanno lontano. Voglio vedere, ad esempio, sul tema sicurezza, immigrazione, contrasto al fanatismo islamico, difesa di Israele, difesa della cultura, dei valori e delle libertà occidentali, dove andrà una maggioranza che si poggia sui verdi, che sono verdi fuori e rossi dentro. Sono sostanzialmente dei comunisti travestiti, e quindi il cordone sanitario già di per sé è qualcosa che dovrebbe far inorridire qualsiasi democratico. Poi, se in questo gruppo dei patrioti con cui la von der Leyen non si è neanche degnata di parlare, ci sono partiti al governo in Italia, in Ungheria, in Olanda, presto in Austria e in altri paesi. In Francia vedremo cosa succede, perché appunto il modello von der Leyen è il modello Macron. Guerra, tasse e sbarchi. Sì, e poi tutti Guerra, tranne tasse e qualcuno, sbarchi. certo. Questa è una commissione guerra, tasse e sbarchi. Adesso si è parlato di una difesa comune europea. È l'antipasto della terza guerra mondiale? Metteremo un francese guerrafondaio a capo della difesa comune europea? E quindi von der Leyen come Macron, e noi rispettosamente, educatamente, pacificamente, ma con determinazione, difenderemo a testa alta l'interesse nazionale italiano e occidentale in ogni contesto. Ripeto, i numeri di ieri non saranno i numeri che da domani ci saranno nelle commissioni parlamentari e nelle votazioni in aula parlamentare, quindi saremo assolutamente determinanti, che ne dica qualcuno, per fermare quella che è una proposta anti-europea, anti-occidentale, filo cinese. Perché se si prosegue sul fanatismo del Green Deal, sostanzialmente si aiutano Cina e India a discapito degli artigiani, degli operai, degli imprenditori e dei produttori italiani ed europei. Sì, sicuramente qualcuno a Pechino ha stappato, non so se lo champagne o un'altra Ah, bevanda, fuori insomma. dubbio, ma ripeto, chi è scettico, e ci stanno ascoltando anche magari sostenitori del bis della von der Leyen, giornalisti che hanno voglia di capire, il 2023 è stato l'anno storico per le emissioni di CO2 nell'aria, perché mentre fra 1000 sacrifici economici familiari e individuali l'Europa ha tagliato di 200 milioni le emissioni, negli stessi 12 mesi la Cina le ha aumentate di 460 milioni. Non occorre la laurea in economia per capire che se fai meno 200 più 460, Radio Libertà può annunciare che il confronto Cina-Europa vede il mondo più inquinato e l'Occidente più disoccupato. Sì. Demenziale, e c'è chi festeggia. Ma
anche sul Titanic, c'era gente che festeggiava e stava dicendo non sta succedendo niente. Mi sembra quello di ieri il mondo dell'orchestrina del Titanic. Eh sì, solo che quindi noi siamo ahimè in terza classe e l'acqua si avvicina, diciamo. Ma allora è chiarissima, come dire, no, la pars destruens, cioè tutto quello che voi criticate di questa sostanzialmente caso di gattopardismo, no, eurocratico. Volevo chiederti oggi però in aula, in Italia, va in scena un caso, no, invece di pars construens, cioè si vede che c'è una controagenda da parte di chi appunto non condivide queste politiche. Mi riferisco al piano salva casa, no? Che oggi ha un passaggio fondamentale in aula e che mi sembra incarni un po' la controagenda, no? Cioè l'alternativa. Assolutamente, è la risposta leghista e del governo italiano pragmatica alla follia antioccidentale di questa direttiva, di questa nuova tassa europea sulla casa. Di questo si parla e vedremo la von der Leyen e i suoi sostenitori. Vedremo come farà a mettere d'accordo tutti sul fatto che gli europei e quindi gli italiani dovranno sistemare le loro case a norma ambientale, che significa nuova tassa. Io vi sto parlando dall'esterno della Camera dei Deputati di Roma, dove entrerò finito di parlare con voi, perché è il giorno dell'approvazione definitiva del decreto salva casa, a cui ho e abbiamo lavorato, che oggi la Camera approverà, che significa semplificare la vita a milioni di italiani. A milioni di italiani che sono ostaggi della burocrazia e non possono valorizzare i loro immobili, i loro appartamenti, i loro monolocali o le loro villette che siano, per alcuni centimetri di difformità della finestra, della mansarda, della veranda, del sottotetto e la parete in cartongesso, la seconda cameretta, il tinello. Ecco, col salvacasa di oggi si semplifica anche il cambio di destinazione d'uso per immobili che sono vuoti o sfitti da anni e che possono variare il loro utilizzo. Si passa dalla parte del cittadino, perché dal silenzio rigetto, pensa Giovanni, c'era l'istituto del silenzio rigetto fino a prima di questo decreto, vuol dire che se chi ci sta ascoltando andava con la sua pratica edilizia in comune e il comune non gli rispondeva, significava che il cittadino non poteva far nulla. Con oggi si passa al silenzio assenso, ovverosia io arrivo in comune, ti propongo la mia pratica, se entro 30 o 45 giorni, a seconda del tipo di pratica, il pubblico non mi risponde, vuol dire che io sono titolato a poter fare i lavori che ho chiesto di eseguire. Quindi una rivoluzione liberale e culturale a vantaggio del cittadino. Quindi mentre altri si stanno spartendo posti e posticini a Bruxelles e dintorni, noi portiamo a casa un decreto che, a proposito di case, che per l'italiano è sacra, semplifica la vita e significa rimettere in circolo migliaia e migliaia di immobili, far scendere i prezzi e restituire a uno che magari non poteva vendere casa sua per questi problemi burocratici la possibilità di vivere. Certo, sì, butto là una rivoluzione liberale che non sarebbe dispiaciuta a quel tizio a cui è stato appena intitolato l'aeroporto di Malpensa, mi sento di dire, Al insomma. grande italiano e al grande amico Silvio Berlusconi. Polemiche polemiche ingenerose da tutte le parti, al di là della simpatia o antipatia politica che ovviamente in democrazia ognuno è libero di tenersi, uno dei più grandi imprenditori italiani dell'ultimo secolo, uno dei più grandi datori e creatori di lavoro e di ricchezza, di innovazione, di futuro, di modernità. Quindi non vedo l'ora di atterrare a Malpensa. Oggi atterrerò su Linate perché ha approvato il salvacasa, poi ho 2 incontri pubblici a Piacenza per parlare di agricoltura e di trasporto ferroviario. Domani sera sarò a Lezzeno, sul lago di Como per un incontro, per una festa della Lega. Domenica sera a Sumirago, in provincia di Varese, e atterreremo all'aeroporto Silvio Berlusconi di Malpensa e ritengo che sia un riconoscimento meritato per un grande italiano e chi fa polemica anche su questo, a un anno dalla morte di Silvio, veramente ha pochi argomenti.
Sì, si commenta da sé. Volevo dirti uno sguardo oltre Atlantico, cioè come diciamo la Lega se è stata subito lineare sul no von der Leyen, è storicamente lineare diciamo sul sostegno a Trump, sulla preferenza rispetto al fatto che torni Trump alla Casa Bianca. Beh, direi che la cronaca recente avvalora abbastanza quest'idea, no? Insomma, mi sembra ci sia un possibile comandante in capo, punto di riferimento del mondo libero, e dall'altra parte uno sbandamento attorno a un candidato che non è purtroppo più psicofisicamente in grado di incarnare quella cosa lì, insomma. Sì, vedo caos a sinistra e compattezza, serietà e serenità nel campo dei repubblicani e dei conservatori. Ripeto, grazie per chi ci crede al buon Dio e grazie a 2 centimetri, perché Ah, staremo certo. parlando di un mondo diverso, di elezioni diverse, se il proiettile di quel criminale non avesse colpito solo l'orecchio, ma avesse compiuto la sua malefica missione di uccidere. E quindi poi qualche giornalone di sinistra si è inorridito perché io ho osato dire che un certo clima di odio alimentato dalle sinistre, dagli estremisti, non solo negli Stati Uniti ma anche in Italia e in Europa, poi è chiaro che rischia di deflagrare, ma basta leggere i giornali anche oggi, basta leggere alcune pagine social. Quindi ha fatto bene Trump a reagire con fermezza, ma con assoluta serenità e tranquillità. Vedremo nel campo avverso che cosa si inventeranno. È chiaro che io da ministro e da vicepresidente del Consiglio lavoro con qualunque ministro di qualunque colore politico. Quando ho organizzato il G7 a Milano c'era la rappresentante del governo democratico per gli Stati Uniti, così come io incontro miei colleghi ministri di tanti paesi, di colori diversi, di idee diverse, di culture diverse. Ho la speranza che torni a vincere Trump, che tornino a governare i repubblicani, perché per il tema pace, serenità, equilibrio mondiale, difesa dei valori e delle libertà occidentali, contrasto al traffico di esseri umani e all'immigrazione clandestina, un governo a guida repubblicana sarà sicuramente più in sintonia con il nostro governo. E ripeto, il tema guerra o pace è uno dei temi anche economicamente, oltre che civilmente, più delicati e su cui conto che Trump potrà avere più successo e più risultati di quanto non abbia ottenuto Biden. Certo, allora so che tra poco ci devi lasciare perché devi appunto andare in aula anche per il salvacasa di cui abbiam parlato. Volevo chiederti però a proposito di temi civili, come hai visto questa piazza, diciamo della sinistra, di quella che in Liguria è l'opposizione, questa piazza convocata per inneggiare agli arresti domiciliari di un avversario politico, cioè Giovanni Toti? Squallidi, squallidi, squallidi. Va vai a rileggerti, non lo faccio io perché potrebbero accusarmi di volgarità, le categorie, in cui Leonardo Sciascia distingueva uomini e donne. Ah, E meraviglioso. quindi, fermiamoci ai qua, qua, ra qua. Sì, Non fermiamoci lì. andiamo oltre, dai. Sì, Chi gode delle disgrazie altrui, chi usa la giustizia politicizzata per provare a ribaltare il risultato delle urne, non fa mai un buon servizio al paese né a se stesso, né a se stesso. Cioè, festeggiare gli arresti domiciliari di qualcuno, peraltro raddoppiati, e questo è ma è veramente, così Giovanni, pericoloso questo Toti, cioè che bisogna per forza tenerlo ai domiciliari. ma io ricordo che, non ho fatto giurisprudenza, però qualche annetto di esperienza ce l'ho, per togliere la libertà a qualcuno, devono esserci 3 possibilità: o il pericolo di fuga, Certo. o l'inquinamento delle prove, o la reiterazione del reato. Cioè, prima di un processo o di una condanna tu non puoi sbattere in galera un italiano, o un cittadino in qualunque in qualunque posto sia nato, se non ravvisi pericolo di fuga, inquinamento delle prove e reiterazione del reato. Ora, vorrei che un giudice, un magistrato, un avvocato mi spiegasse, dopo 4 anni di pedinamenti e intercettazioni con 12.000 pagine di atti, quindi teoricamente con prove e controprove, senza pericolo di fuga, perché nessuno, Giovanni Toti è stato ristretto mentre stava lavorando, come sta lavorando oggi, seppur da casa,
senza pericolo di reiterare il reato, evidentemente. Ti pare che chiunque possa avvicinarsi a un governatore, a un sindaco, a un imprenditore indagato provando a fare qualcosa di illecito? È assolutamente implausibile. È una scelta politica? Sì, penso che sia, rispettosamente parlando, una scelta politica. È in corso un'attività politico-partitica, al servizio dei partiti di sinistra. Spero e conto e lavoro perché sia così, che né Giovanni Toti né il centrodestra si arrendano e si facciano intimidire, perché sarebbe un precedente pericolosissimo, non in base a un processo, a una condanna o a una sentenza, ma in base a un dubbio, a un sospetto, a pezzi di intercettazione sparsi qua e là sui giornali, a mezze interviste, si manda a casa un sindaco, un governatore, un governo, un ministro. Se si rovina la vita a un imprenditore, a un cittadino, a un tecnico, a un ingegnere, a un operaio, a un idraulico, a un geometra. Ecco, in un paese civile si è colpevoli dopo 3 gradi di giudizio, addirittura in Italia. Qua si è colpevoli dopo neanche l'inizio del processo e si è agli arresti domiciliari. Io ho chiesto all'avvocato, perché non lo sapevo, ma ci sarà un limite? Cioè un giudice può tenere uno agli arresti, non so, 1 settimana, 1 mese e mezzo, 2 mesi? No. No, teoricamente potrebbero trattenere oggi Giovanni Toti, ma domani qualunque dei nostri ascoltatori, perché è importante che chi ci segue sappia che non è un problema della politica. Può accadere a un architetto, può accadere a un taxista, a un medico, a un insegnante, se si trova nel posto sbagliato, al momento sbagliato, con l'ex collega, con l'ex moglie o l'ex marito, l'ex socio sbagliato, e il giudice determinato a fare un certo tipo di azione, tu puoi rimanere dentro per mesi, poi magari verrai assolto, poi magari non inizierà neanche il processo perché lo stesso PM chiederà l'archiviazione, ma tu sei fottuto, tu sei rovinato. Ecco, io ritengo che quello che sta accadendo a Genova sia gravissimo, ma non per la politica, per la democrazia. Non c'è dubbio. Mi vien malignamente da chiosare che forse Giovanni Totti faceva meglio a occupare delle case, ma adesso non voglio, come dire, alzare polveroni. Vabbè, Mi pare un comunque, commento. torniamo alla casa. Io sono di fianco a Montecitorio, adesso ci entro. Ripeto, però per me il bello della politica, che fa arrabbiare, però è riuscire a usare i voti e la fiducia, e anche i contributi economici che lecitamente i cittadini ti danno. Ricordo che, ad esempio, il 2 per 1000 si può dare senza nessun costo. Se dovete far la dichiarazione dei redditi c'è D43 per finanziare in maniera trasparente, lecita, democratica la Lega. E quindi la politica, per approvare un salvacasa, che è una delle leggi penso più concrete in questi 20 mesi di governo, perché entra nelle case, entra nelle camere, entra nei salotti, entra sui balconi e nei sottotetti delle case di milioni di italiani. La politica è anche bella perché tu puoi semplificare la vita ai cittadini, puoi migliorare la vita ai cittadini. Stiamo lavorando per alzare il tetto della flat tax, ad esempio, per agevolare non solo partite IVA, ma anche lavoratori dipendenti che hanno entrambi i redditi. Stiamo lavorando sul tema pensioni per agevolare a chi non ce la fa più e ha la schiena rotta, il ritorno alla vita familiare. Quindi quando poi ti rendi conto che, al di là della von der Leyen, al di là di Macron, al di là degli arresti, senza processi, poi facendo politica puoi usare il consenso e il voto dei cittadini per fare cose utili. Penso anche al nuovo codice della strada, che spero il Parlamento, dopo oltre 1 anno di discussione, riesca ad approvare nei prossimi giorni. Giovanni, evviva la democrazia, però è 1 anno che il Parlamento sta discutendo di questo benedetto disegno di legge sicurezza stradale, che mira a ridurre i morti sulle strade. Ogni giorno, ogni notte un incidente. Stanotte uno sulla A4 nei pressi di Milano con un furgone andava contromano e ha causato 3 feriti. Ragazzi, bisogna riportare l'educazione stradale vera sui banchi di scuola
e sanzioni più severe nei confronti di chi sbaglia. Ricordo che nel nuovo codice della strada ci sarà il ritiro della patente breve per chi abbandona animali lungo le strade, una scelta di civiltà, e ci sarà il ritiro della patente breve per chi usa il telefonino alla guida, perché la distrazione è la prima causa di morti e di incidenti in Italia. Quindi, sai, se da ministro puoi sbloccare ferrovie ferme da tempo, puoi comprare nuovi treni per i pendolari, puoi lavorare alla TAV in Piemonte, alla diga di Genova, alle Olimpiadi fra Milano e Cortina, al progetto del ponte sullo Stretto, e rimango determinato all'approvazione del progetto al CIPES e all'avvio dei cantieri entro la fine dell'anno, l'alta velocità, la riqualificazione di decine di migliaia di case popolari che sto seguendo direttamente io come ministro in decine di comuni italiani. Ecco poi l'amarezza per le scelte antidemocratiche di Bruxelles o per alcune scelte giudiziarie che sanno di politica e non di giustizia passa, perché poi, ad esempio, oggi io son contento perché tanti cittadini italiani con oggi saranno più contenti, più tranquilli, più sicuri e anche un pochino più ricchi, perché se potranno tornare a essere pienamente nella disponibilità delle loro case, dei loro appartamenti, dei loro negozi, saranno più sereni e più ricchi, e quindi Il è che non questo il bello guasta. della politica. Assolutamente, allora ti auguriamo buon lavoro, ti lasciamo ai lavori d'aula. Grazie mille. Per chi vorrà, domani sera a Lezzeno, domenica sera su Mirago, poi lunedì mattina sarò a Catania a inaugurare 2 fermate della metropolitana, nel pomeriggio in Consiglio dei Ministri, e poi avremo modo di incontrarci durante l'estate. Vado a memoria, in Sardegna a Porto Rotondo, sarò a Colico, nel Lecchese, a Ghisalba. Non ci annoieremo, insomma, non ci annoieremo, e poi prepariamoci per la ripresa autunnale di Pontida, ovviamente. Ovviamente, con quell'obiettivo sullo sfondo e atterrando il prima possibile al Silvio Berlusconi di Malpensa. Sì, perché c'è il tema dell'autonomia su cui stiamo lavorando silenziosamente ma quotidianamente con Roberto Calderoli, Luca Zaia e Attilio Fontana, e sta procedendo spedita, e finalmente si potrà cominciare a toccare con mano quello che fino ad oggi è stato oggetto di discussione giornalistica e di polemica politica a sinistra. Quando poi però capisci che l'autonomia può significare avere più medici, più infermieri, avere servizi regionali più veloci rispetto ai servizi statali, avere più offerta culturale e poter spendere meglio i soldi dei tuoi cittadini riducendo le tasse, allora capisci che l'autonomia la vorranno anche a sinistra. Io son convinto che quando toccheranno con mano che cosa significa gestire meglio il potere a livello locale, tutti da nord a sud, da destra a sinistra faranno la corsa per dire: Stato, fammi gestire queste competenze perché le posso fare io meglio e spendendo meno a livello locale, e coi soldi che risparmio assumo qualche medico in più e abbasso le tasse ai miei cittadini. Quindi sarà un'estate calda meteorologicamente, ma di lavoro con grande soddisfazione. Benissimo, allora ti riaspettiamo ai microfoni di Radio Libertà. Quando volete, anche più volte a settimana. A presto allora, ti prendiamo in parola, a presto. Avete ascoltato Filo Diretto. Stai ascoltando Radio Libertà,